Il comune di Vittorio Veneto ha un territorio vasto e tanto diversificato, pianura, collina, montagna. Oggi siamo a Fais, che più che un borgo è un insieme di borghi, in particolare sono 8 piccoli borghi che decorano i versanti meridionali del Col Visentin. Questi piccoli borghi sono connessi tra di loro tramite una rete di sentieri, si possono raggiungere anche partendo dal basso, oppure arrivare direttamente qui in macchina e esplorare il loro territorio che li circonda. Siamo a Borgo Menegon, un tempo il borgo principale tra gli 8, perché qui era presente la scuola. Da Borgo Menegon si gode di un panorama stupendo verso la pianura e quando è limpido si può vedere fino al mare, si può osservare il Monte Altare alle porte di Vittorio Veneto, il Monte Baldo e sulla sinistra anche tutto il monte di Sant'Augusta che è il Monte Marcantone. Siamo adesso a Borgo Colón, un altro dei borghi che compongono Fais. Anche qui ci sono degli abitanti e possiamo immaginare come un tempo la vita in questi borghi fosse anche molto difficile e si riuscisse con grande fatica a sfruttare quello che la montagna poteva offrire. Vediamo tanti prati e pascoli, la vocazione qui era di pastorizia, ma anche si riusciva a fare un'agricoltura di sostentamento. Infatti vediamo ancora alcune tracce di alcuni muretti a secco che erano realizzati per poter ricavare dei piccoli pianori sui quali coltivare qualcosa. Quindi un'economia legata ad una vita difficile che poteva sfruttare questi ambienti. Da qui possiamo avere un bellissimo scorcio anche sulla stretta di Serravalle che vediamo qui di fronte, che ha una tipica forma ad U. Questa valle è stata infatti erosa da un ghiacciaio, dal ghiacciaio di quello che possiamo chiamare Paleo Piave, che scendeva dalla Valle Pisina, percorreva appunto tutta la valle scavandola e dandole questa forma U, e qua si divideva in due rami. Uno scendeva verso Serravalle, Vittorio Veneto, andando a formare tutto l'arco di colline moreniche da Colle Umberto, Castello Roganzuolo fino ad Ogliano. Un altro ramo invece andava verso la Valsana, quella che ora è la Valsana, Follina, quindi due branche molto, molto alte di ghiaccio. Dobbiamo immaginare che qui a Fais il ghiaccio arrivava fino a un 700 metri di quota, quindi saremmo stati sommersi proprio da queste masse e erodendo ha proprio modellato il paesaggio. In questo periodo c'è un piccolo fiore, il bucaneve, che ci dà speranza che la primavera sia in arrivo. Il bucaneve come nome scientifico ha Galanthus nivalis, che vuol dire letteralmente fiore color latte della neve, quindi un fiorellino che sbuca i primi tepori e che è anche legato a una leggenda. Dedalo, alla morte del figlio Icaro, pianse talmente tanto sulla sua tomba e le lacrime bagnarono tutto il terreno dove era sepolto il figlio. La leggenda narra appunto che ad ogni arrivo di primavera il vento porti le lacrime di Dedalo in giro e dove cascano, dove bagnano il terreno, spunti poi questo fiore. Siamo a Borgo Crodarossa, qui dietro al borgo c'è un bellissimo corniolo, un arbusto che in questo periodo è in fioritura, è uno dei primi arbusti che fiorisce, escono prima i fiori e poi le foglie ed è conosciuto per i suoi frutti e anche per il legno. I frutti, le corniole, sono delle piccole drupe simili diciamo a delle olive rosse che hanno un sapore asprigno. Vengono utilizzate per fare marmellate o aromatizzare le grappe. Una volta però le corniole venivano usate per fare anche un vino particolare, il vino di Cornoler. Il legno invece è un legno molto duro, tra i legni più duri delle nostre piante autoctone. Infatti venivano utilizzate per fare degli strumenti agricoli come i denti dei rastrelli oppure alcune parti più resistenti, ad esempio delle musse,
le antiche slitte utilizzate per portare a valle il fieno. Alle mie spalle abbiamo il borgo di Crodarossa, bellissimo, abbarbicato sulla montagna, esposto al sole, e si possono osservare le case come erano una volta, ovvero in pietra con la caratteristica terrazza di legno che viene chiamata piol. Questi sono borghi purtroppo che piano piano sono stati abbandonati nel tempo, anche se qualche abitante residente ancora resiste. Ad esempio qui a Crodarossa più o meno siamo circa a 10 abitanti.